Eder, Mac, Pallister. Quali erano i rapporti tra Liliana e Sebastiano? Non sono mai uscita con loro, siamo incontrati insieme la prima volta il giorno in cui io ho conosciuto Sebastiano. Era un ennesimo caffè con Liliana, una decina di anni fa. Lui girava in bicicletta e ricordo che Liliana gli disse: ma vieni qua, vieni a bere anche tu un caffè con noi. Lui è venuto, è stato forse 3 minuti e poi è andato. Il tempo di vedere chi ero. Quindi c'è stata come una sensazione che volesse controllarla. Dopo la scomparsa di Lilli ha chiamato Sebastiano. Subito dopo che ho saputo, quindi il 17 poteva essere il 18 di dicembre. Parlava poco, evasivo, parlava poco, non so, diceva non so, non capisco, solito, ma io gli ho chiesto, ma stava male, ma forse perché lei ha fatto da poco il vaccino, forse non stava tanto bene negli ultimi 10 giorni. Ho detto, ma da qua a sparire ce ne corre, può essere successo qualcosa. E non lo so, mi disse anche che forse ha perso la testa e è andata via, come è successo un'altra volta. Ah, quindi Liliana era già scomparsa in passato. No, non è mai successo. Mi diceva sempre che andava in bici, l'unica cosa che mi diceva a un certo punto, ma una volta me l'ha detto perché non era ripetitiva, ti raccontava così e disse sì, sono un po' stanca di andare in bicicletta, sarà l'età, non reggo più questo ritmo. Mi piace molto andare in bici, però vorrei andarci di meno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.